Agrigento alla Circola Empedocleo, nell'ambito della settimana del patrimonio culturale di Italia Nostra, la sezione di Italia Nostra Agrigento e il Consiglio regionale di Italia Nostra Sicilia hanno organizzato una tavola rotonda intitolata Tre questioni, un paesaggio, la Valle dei Templi di Agrigento, erosione della costa, rigassificatore e viadotto Morandi. Siamo qua ad Agrigento perché c'è a cuore la Valle dei Templi di Agrigento e ci sono diverse questioni che vorremmo sottoporre all'attenzione dei cittadini. Una è quella dell'erosione della costa, l'altra è quella si ripresenta la questione rigassificatore e l'altra questione riguarda il viadotto, il cosiddetto viadotto Morandi. Il nostro parere sarebbe quello di smetterlo, così come sosteneva anche il TUSA, l'assessore Tusa insieme a Sgarbi. Insomma, noi abbiamo congiuntamente preso questa posizione, considerato il fatto che è altamente degradato ed è un elemento sicuramente di grande impatto all'interno del paesaggio agrigentino. Quello che colpisce della regione siciliana sono le sue insostenibili contraddizioni. Da un lato si dice che bisogna puntare al turismo, alla cultura, e qua ci sono tutti gli elementi per puntare al turismo, alla cultura, e dall'altro poi si continuano a fare i soliti errori, per esempio le trivellazioni petrolifere nel Mediterraneo, i rigassificatori e cose di questo genere, oppure le pale eoliche. Insomma, noi dobbiamo assolutamente puntare a uno sviluppo sostenibile del territorio e compatibile con la bellezza del nostro territorio regionale. Mi è stato segnalato un articolo su un quotidiano in cui in due righe si diceva che quando il presidente cinese è stato in visita in Sicilia ha siglato un accordo col presidente della regione che prevedeva la realizzazione di una serie di infrastrutture. Sul territorio agrigentino hanno pensato bene di realizzare a Porto Empedocle un terminal di gas liquido, di gas naturale, e a questo punto io vorrei capire se si tratta del rigassificatore che è uscito dalla porta e rientra dalla finestra, per cui ho scritto al Presidente della Regione e attendo risposta. L'argomento quindi continua ad essere attuale, è inutile che io stia a dire quello che significherebbe per noi un rigassificatore, perché non si investe sul turismo, su infrastrutture al servizio del turismo, sull'incoraggiamento delle navi da crociera nel porto di Porto Empedocle piuttosto che le petroliere. Quindi è argomento attuale di cui bisogna tornare a discutere. Noi in provincia di Agrigento abbiamo molte spiagge che sono in arretramento, ma il problema non è solo della provincia di Agrigento, è un problema generale che interessa tutta l'Italia. La problematica è ormai storica, legata alla carenza di materiale che arriva dai fiumi, alle opere che sono state fatte lungo i nostri litorali, ma a questo va aggiunto il fatto che il livello del mare si alza negli ultimi anni, negli ultimi decenni, di circa 3 mm l'anno. Oltre al sollevamento del livello del mare vanno considerati anche le variazioni dell'altezza della linea di costa per altri fenomeni particolari che sono sostanzialmente legati alla subduzione, fenomeni tettonici ed altri fenomeni. Quindi occorre che la Regione predisponga delle stazioni di monitoraggio del moto ondoso, delle stazioni che misurano gli innalzamenti e abbassamenti della linea di costa, questa per realizzare in un prossimo futuro una progettazione tale che ci permetta di capire su quale spiaggia andare a intervenire, quale recuperare e quale lasciare alla libera erosione, perché la libera erosione fa sì che altre spiagge ne ricavino giovamento.